Mi nanta Valerio de Idda, se nasco in Ortacesus, ma vivo in Signia e sono arrivato in noi per traballare in sul mondo della cultura. A oggi sto traballando in sul Museo Civico di Signia, portando avanti pure altri traballi che punti, come dirai, accanto a questo che potete essere cultura. Sicché mi faccio pure attività di turistas che arrivano in Signia, quando in uno scanto vado su laboratorio per fare sa pasta fatta in domu, su pani fatti in domu, poi c'è denaro che arrivo da una famiglia che dei panettensi. Babbo è sedoreso, sicché tenete una tradizione manna de pani. E a di oggi faccio un conto, ecco, fu dauso in mese a Tobius con sa gente che arriva da ogni parte del mondo proprio della storia del suo pane, di come si vede e dove pure. A posto si può dove a pausa. Però questa è una parte, potevano essere marginali a oggi del suo lavoro mio. Poi adesso 2020 siamo scetti concentrato in questo che è su i logos della cultura come in musei. Noi in Sinna si vendono un traballo di importo umano, poi è ziccato di fare una cosa a rovescia e usa podinai. La gente pensa che un museo è un luogo in cui si può ribire archeologia, arti, è come un contenitore. Ecco, per noi non è di aici, noi siamo convinti che un museo è un luogo prodotto, un luogo in cui la gente si può attopiare, può questionare, si può confrontare, può dire su chi pensa. E in sul Museo Civico di Signia ci chiede di fare questo. A posti si può del 2023 e so pensavo pure di creare questo progetto che vede sul museo come un luogo in cui la gente può stare bene. E tornare un luogo in cui la gente sta bene. Non deve essere dottori, cioè non in questo senso, però possa gente a 20-30, che è questa serie di cose da fare per la popolazione mondiale, dove è uno degli obiettivi di importo umano che è la salute mentale, cioè su stai bene dei conca puro. Sicché io pensavo che in suo museo, con sa cultura, con sa arte, con sa storia, con sa archeologia, si vuole ricevere un obiettivo di questo tipo. E si offende da 3 anni, noi sul 2025 si offende appunto la terza edizione di questo progetto che è Mi fai stare bene. È un progetto avi femminas o uomines, bene in museo, fanno attività laboratoriali di scrittura, di fotografia, di studio, conoscenza pure delle arti, delle opere d'arte che teniamo in noi. E con questo lavoro possiamo che la gente arriccidi una modalità di benessere che si va a stare bene di adesso. Dove poi il supporto psicologico, che è un'altra parte meda importante di questo progetto. Sì che questo è su che pensavo sul museo contemporaneo, un luogo in cui potevo fare arti, in cui potevo fare cultura, ma in un luogo in cui la gente vuole stare bene. Però vedo altre cose pure, cioè devo fare altre cose pure. Sì che quando siamo in forza del museo, faccio visita guidata, quando ne hai una in Signia dove è la diga storica più importante e ancora attiva in Sardegna, è la diga del Santo Azzolo. Santo Azzolo è un luogo che dove è a Cantesigna, in suo comune di Signia. A Pustis del 2023 è pure ZSP, bene, che è una zona speciale di protezione, poi in questo territorio dove pilloni particolari, a ranas, poi dove
pure plantas de importumannu, sicché sa Regione Sardigna at pensadu de proteggere questo luogo e in questa area, che est circa de 400 ettaros de territoriu, dove est pure sa diga siniesa. Questa diga è stata costruita in su 1894 da ingegnere Ravot, e questo ingegnere è un ingegnere casteddaio, no? Che ha fatto questo, ha avuto su progetto della diga de Corongiu, che è questa diga de Maracalagonis, fatta a vai su comune de Casteddu, sempre in territorio de Signia però, oggi è Mara Signia come territorio. Io avevo questo progetto e io ho detto, dopo devo fare pure per Signia, un po' più pitica. Sicché io ho fatto questo progetto, che ancora è in pei, e dove è su muraglione di questa diga, che tiene di circa 30.000 metri cubi di acqua, e sa sala di filtraggio. Questa è un'architettura di adesso spantosa, questa uno anda bene, dove ha dei filtri su quest'acqua, però è un'architettura che tiene un certo gusto puro, perché può dire che l'ingegnere Ravot aveva pure un vago artista, può dire, no? Altre cose che vedo in questo luogo, quindi sempre a Forasa, del suo museo, quindi in Signia, traballato su meda per valorizzare, questa è una parola che hanno sopra meda, tutta si storia e sa preistoria pure de Signia e de Signiesus. E sì che vedo su meda progetti che si portano a scoperri o a spiegare pure cura dei siti archeologici. Dove è un sito di Importumannu che è il Bruncu Mogumu, sagatta in sa parte manna della vinetta di Signia, che è un altro luogo spantoso che teniamo in Signia, poteva dire che è sa volta della foresta Campidano, questa foresta aici manna che parte di noi e arriva da Vinzas ai monti di Bidesattu, tutto su Patiolla, insomma è un luogo spantoso. E in questo cuccuru che c'era Brunco Mogumu, dove è questa zona archeologica del suo primo verro, che se ci kendi de vai scoperri a non scelta questa comunità di Siniesa, ma tutta questa comunità che deve interessi a fare questa archeologia e questa storia. Noi lavoriamo su meda con le scuole, sicché teniamo picciocchetti e pipius dai 5 anni fino ai 16-17 anni. Questa che si tratta di lavorare con tutte le scuole, dai più piccoli ai più grandi, però faccio pure un meda cose scelte con famiglie o con gente adulta in generale. Sicché teniamo un pubblico che è meda mannu, ecco. E noi si facciamo questi acronimi, no? E in 2020, quando siamo arrivati in noi, da una parecchia di prima si è ridotto su Covid, e sono questo museo esiste da uno scante anni, quindi già 20, sul 2026 si fa di 25 anni, si che sono, ma come ti potevo fare per fai cresci o fai come ti nai, fai fotti su nomi di questo museo, si che ho pensato di donare un acronimo poi taga teneso sul museo, ma in Signia dove è pure un archivio, che è un altro istituto culturale che può la popolazione, questa comunità di Signia deppi dessi che è una cosa di Importumannu, poi ta in questo archivio che fa di sempre ed è proprietario del suo comune di Signia, dove ha di tutta la storia di Signia e dei Signiesus, del cabo del 700 fino a 40 anni fa. Sicché ha documenti di ogni tipo. E ti posso agattare in documenti di questo tipo. Questa storia che non è scritta nei libri. Ed io penso che sia Importumannu a mixare, a fare entrare le rigas, le sconcas di questa gente.
poi si dona questa possibilità di contare una storia, una storia diversa, una storia più. A me da volta sa pure potevo dire chi va di pure arriva con vago, no? Sicché è usato, tengo su museo, tengo su archivio MUA, Museo e Archivio de Signia, ed è questo che nasce su MUA. Poi due istituti culturali che hanno obiettivi che sono comuni, cioè lavorano con questa cultura, sono a servizio della popolazione, non possono lavorare in Parisi. E questo è ciò che vai del 2020. Signia penso che a noi tenga da 18.000 abitanti, poi a Signia, Solanas, San Gregorio, i vidigeddas esfrazioni del comune. Sì, che sono una cittadina. Da serie è bidda, ma bidda via da a fine dell'800, poi è una cittadina. E se ho cresciuto, da uno storico che studia la demografia, però da questo che può subire un archivio, se ho cresciuto durante la seconda guerra mondiale, in 1943, poi che nel 1943 Castello è stata bombardata, la gente, quando sono arrivate le bombe, si è fatto, se ne fu da questa città, e uno scanto persone sono arrivate pure in Signia. A intro di febbraio, della metà del 1943 in Signia, un archivio si narra che tra i 6 e i 9.000 persone più gli abitanti di Signia, che avevano circa 3.000, sicché fai su conto, si è arrivato a 10.000, 12.000 persone in Signia. Sfollato di guerra, sì. E antibivi noi buono scanto anni, a posto del capo della guerra, una parte è tornata in Castello, una parte però è arrivata pure in Signia. A posti, nei anni 60-70, i castellai o la gente che arriva in Castello può traballare, ci chiedono una domo, ci chiedono un luogo per vivere, è arrivata in Signia, sicché a oggi è a posti di 20.000. L'archivio è un luogo per studiare, dove c'è pure gente curiosa, sicché ogni tanto arriva qualcuno curioso, ci può domandare, dice, dove c'è anche una cosa di aiaio, di aiaia, di mamma, di babbo, È uno scanto volta si è scattato pure una storicetta particolare, questa femmina siniesa che via Begna, non mio, via da, di Naranta, Ici, non è che ci sia una storia, un documento. Io sono cercato e veniva fuori che questo uomo via da, cioè dove via del documento, poi dove via pure sa presoni in noi de Signia. Sicché e sul documento via da poi questo via da un valsario. Via stato arrestato e non so, appunto questo sconto che fanno a Rio, ma in suo tempo su che fu di, insomma, un poco particolare. L'archivio storico di Signia arriva di questo che poteva suonare la burocrazia del suo comune. Sicché è tutta questa documentazione che il suo comune di Signia, del capo del 700, ha fatto, ha scritto, ha voluto, finché le lettere che la gente mandava. Poi ne hai una dove ha lettere di Emilio Lussu, di Ottone Baccaredda, dell'archeologo Taramelli, poi prima di scrivere, molti scritti email, prima di scrivere questa lettera, poi ne hai su sindaco, là c'è gusto del vai, oppure fai misciri, chi invita, dove di gusto, quello e quell'altro. Poi ne hai un'altra, Signia è connota pure con questo Stregeveno, Canistedus, insomma questo Stregeveno punti questo che vedevo pure noi in suo museo, non tenevo una collezione specifica, ma uno scanto di su tenevo. Poi ti connota con questo Stregeveno, poi già è del 700, scrittori e gente che veniva a visitare questa isola, questionata di Signia, ci tende proprio su Stregeveno. Nei anni 40 e 50 le enciclopedie che vengono nascendo scrivono ai biddas, ai sindicus, ponai femescili, calivunti, le cose di importo, brus mannus, chidenesi in sabida.
Su sindico de Signa narà diverse volte nos teneus stregiu de venu, fatto de sveminas de bidda, che avvunti che una cosa de importo umano, spantosas, e aí ci esti. Questa è una cosa che vedo pure già ogni anno, organizzato un'esposizione, proprio per mostrare a sa gente sa tecnica, le decorazioni, le tipologie de su stregiu venusinies. Che è questo che è connoto, potevo dire, già in tutto il mondo, ma ancora dopo scoperto che è in tutto il mondo, no. In questo momento in Europa è ben connoto. Dove ha pure uno scanto pezzo del stregiu venu su MEC di Berlino, che è un museo di storia e antropologia, potevo dire. Tu ci devo che ho fatto una collaborazione in Parisi a una professoressa dell'Università di Humboldt di Berlino, che via bene noi insegna proprio per studiare questa tecnica di questo stregiu venu, di questo oggetto. Sicché ci devo che in Berlino dove hi 20 stregiu venus comporaus e noi insegna in mesano 20 di questo commerciante Giulio Koniecko, che era uno polacco, che non sbaglio, arrivavo in Italia e poi in Sardegna per comprare cose. Quando è molto, evidentemente l'ha saudotto a qualcuno che poi dati donava al suo museo. Qualcuna cosa che secondo me è meda spantosa, che sarebbe voi no, quando in questo museo deve essere questo reperto che è utile per contare una storia di Dottus. Insieme, posso dire che qualcuna cosa è importante per contare una cosa di Dottus, ma in noi teniamo questa epigrafe, quindi questa rocca che è scritta, che è datata settimo secolo a posto di Gesù Cristo, e dove è scritto? Dove è scritto Sancti Saturnini. Chi ne via Santi Saturnini? È San Saturnino, no? In sadru desasserai Santo Sadurru. Però in Sardegna su culto per questo santo non via da, perché Sadurru lo traduceus in lingua italiana San Saturno. Ma per essere verità, ormai tutti studiosi su fonti di accordio, non via da Santo Sadurru, su santo che preganta in noi in Sardegna, ma via da San Saturnino, un martire locale, questo de Sagresa de Castello può comprendere, un martire locale appunto, chi voi in sul Medioevo, quando appunto arrivato a Vittorinus, evidentemente due stati una cosa che ha portato a confusioni, anti introduce un altro culto, che vi avevo per Santo Sadurru, San Saturno di Tolosa, sicché è cambiato su santo che sa gente pregala, però il santo più antico via da San Saturnino. E questo decidevo pure perché in noi teniamo questa epigrafe, aici antica, poi doiate pure fonti letterarie, che in sa vita di Fulgenzio da Ruspe, che via da questo vescovo del Nord Africa, arriva in Sardegna, esiliato in Sardegna, che arriva in Castello, manda una lettera al suo vescovo di Castello e di narrare non è che tu sia da una roca terra, poi vai un convento, no, per me e le persone che funti con me, ananti o accanto a Sagresia de San Saturnino, non dinara da Santo Sadurru, cioè dinara da San Saturnino. Sicché appunto questi elementi che si confermano che su culto in Sardegna non via po' Sadurru, ma via po' Saturnino.